Un'insalata da mezza tonnellata preparata con cetrioli, pomodori e radicchio è stata la risposta della Coldiretti e del presidente della regione Veneto Luca Zaia alla psicosi generata in tutta Europa dal batterio killer. Il governatore, accompagnato da centinaia di produttori, ha raccolto e portato i cetrioli alle massaie impegnate nella preparazione dell'insalata gigante presso un'azienda agricola della provincia di Treviso. La paura per i casi mortali registrati nella zona tedesca di Amburgo, ha sottolineato Zaia, sta mettendo in ginocchio l'agricoltura mediterranea italiana e veneta, un danno per un valore di 3 milioni di euro al giorno, dice Zaia, che punisce duramente un'agricoltura certificata e di assoluta eccellenza a livello mondiale. Dunque il batterio killer, voi cosa ne pensate? Sta cambiando le vostre abitudini alimentari? Ve lo stiamo chiedendo con il nostro servizio Active. Ecco i risultati: no per la grande maggioranza di voi, l'80%, il 20% ha risposto finora di sì. Potete continuare a votare con il nostro servizio Active, al quale accedete con il tasto verde del telecomando, via SMS oppure via internet.